Eder, Mech, Pallister. La riesumazione era la migliore cosa che potesse succedere. Aspettavamo, io praticamente ho sperato sempre appunto che si andasse avanti, perché altrimenti chiudevano tutto come suicidio, come purtroppo ancora certe persone vanno avanti a non cambiano idea. No. Mia sorella mai più si sarebbe suicidato, lo ribadisco nuovamente, proprio lo escludo. Purtroppo quello che è successo nel tempo dopo, le indagini secondo me sono partite male, a rallentatore, e dopo il marito, che non ha fatto altro che dire bugie avanti, ha solo che creato il caos proprio per cercare di mescolare il tutto e che non si potesse andare avanti con coerenza. Secondo me il marito sa qualcosa, perché è impossibile che lui non sappia niente, e quando io all'inizio gli chiesi andiamo a cercarla, vediamo, e lui mi diceva aspetta, e non mi ha mai detto cosa io devo aspettare. E finché io mi sono un po' arrabbiato, e mia figlia fortunatamente alla fine della settimana ha chiamato chi l'ha visto. Io ho parlato con Sebastiano, gli ho detto guarda che ho parlato con chi l'ha visto e si è arrabbiato. Ho detto ma come ti sei arrabbiato? Stiamo cercando mia sorella, tua moglie, che eri con lei tanti anni, e ti arrabbi se la cerchiamo. E là appunto da quel giorno, fortunatamente eravamo al telefono, abbiamo chiuso la comunicazione, sia verbale che visiva. È emerso che c'erano stati dei precedenti incontri tra Sebastiano e Claudio. Probabilmente Sebastiano sapeva della relazione tra Claudio e Liliana, ma perché continua a negare? Perché lui cerca sempre di, secondo me, di depistare, di cambiare le carte in tavola, tutto. Ci sono tante cose proprio che io auspico che vengano ricontrollate come dichiarazioni che sono state fatte sia il procuratore che il sostituto procuratore in questura, che lui ha sempre cambiato versione da un giorno all'altro e nessuno ha mai controllato, come mai? Per ragioni sconosciute viene detto che le telecamere della scuola di polizia sono sbagliate di 5 minuti, ma fortunatamente Gabriella ci restituisce una differente realtà tramite un'applicazione che questa persona aveva sul suo telefonino, perché Gabriella esce pochi minuti dopo Liliana, esattamente 3 minuti dopo, e l'applicazione che ha sul telefonino si chiama Fitness. È un'applicazione che misura, conta i passi che facciamo, il percorso che facciamo, fissa l'orario delle telecamere e coincide con l'orario delle telecamere. Quei 5 minuti non esistono. Liliana arriva prima del fotogramma che la inquadra, quando andrebbe verso l'ex ospedale psichiatrico, secondo la procura, a suicidarsi, arriva prima e non va lì, prosegue la strada che lei aveva indicato a Claudio, cioè andrebbe verso il negozio di telefonia. Secondo i consulenti di Sergio, appunto, lì avrebbe incontrato qualcuno che l'avrebbe purtroppo uccisa. Sergio, Liliana andava spesso nel punto in cui è stata ritrovata? No, lei non andava mai, lei c'è nel boschetto proprio, c'era stata a fare le fotografie quando fiorivano le rose, perché c'era un roseto, ma non è che andasse là spesso, che io sappia. Lei camminava, arrivava sino in piazzale, prendeva l'autobus o alle volte scendeva ancora un po' e lo prendeva dopo. Non soltanto la medicina legale qui ha fatto un po' acqua da tutte le parti, ma anche altre attività delle indagini sono state fatte male, alcune non sono proprio state fatte. La verità è questa, anche perché questa vicenda noi non la possiamo chiudere senza confrontarci con la criminodinamica che
ci dice altro, cioè non parla assolutamente di suicidio. Una donna che viene trovata in posizione similfetale, simildormiente, che mal si attaglia a tutto il resto, quindi a un tappeto vegetale, perché una morte asfittica prevede comunque dei movimenti bruschi, degli spasmi, per cui abbiamo invece sacchi integri, abbiamo dei sacchi senza impronte. Non possiamo non confrontarci con una tossicologia negativa, perché questa morte da sacchetto innanzitutto è una morte, un suicidio, una modalità di suicidio rara, rarissima, lo dicono stesso i medici legali, ma poi a tossicologia negativa, cioè Liliana non è stata trovata imbottita di farmaci, di psicofarmaci, di tranquillanti, di droghe, di nulla. Non possiamo non confrontarci con una consulenza informatica e soprattutto non possiamo non confrontarci con tutti gli attori che sono intorno e ruotano intorno a questa vicenda e con le bugie del marito, perché Sebastiano Visintin non dice bugie soltanto a Sergio, ai familiari, agli amici, ai giornalisti. Sebastiano Visintin dice bugie agli inquirenti. Cioè, dice e su cosa mente? Mente su elementi fondamentali dell'inchiesta. Cioè, non ci dice bugie sulla fede, ci dice bugie su quando nasce la sua preoccupazione, su quando ritrova i cellulari, su chi telefona, su chi non telefona, ci dice bugie sul contenuto della borsa, sugli effetti personali. Prima dice che sono stati ritrovati, che lui li ha ritrovati, che Liliana porta con sé, e lo dice ad un'amica di Liliana. E io sto parlando atti alla mano, cioè queste sono tutte cose che noi ritroviamo scritte negli atti. Cioè nella denuncia di scomparsa dice che si preoccupa alle 16 e che per questo chiama il fratello Sergio perché è preoccupato. In realtà il fratello Sergio dirà che invece è lui che chiama Sebastiano. Effettivamente la consulenza informatica darà ragione al fratello Sergio, perché c'è una telefonata che Sergio fa sull'utenza di Liliana della durata di 189 secondi alle 16:59. Io dico la verità, dopo che ho visto i filmati, dico la verità, ce l'ho ancora più con Sebastiano, provo più astio e rancore per lui, perché lui deve chiedere scusa a Liliana, deve chiedere scusa ai familiari, soprattutto perché lui non ha riferito immediatamente il giorno stesso, il giorno dopo, 2 giorni dopo, agli inquirenti che Liliana aveva 3 sacchi di immondizia e credetemi, in quella cucinetta si sarebbero visti i 3 sacchi di immondizia che non ci sono più. Questo elemento sarebbe stato molto utile per le indagini. No, le avrebbe cambiate assolutamente, secondo me avrebbe cambiato la vicenda, calcolando poi che lui parla sempre di suicidio, di allontanamento volontario. Se lui riferiva a questa donna, gli inquirenti avrebbero potuto, secondo il mio punto di vista, emanare sicuramente i video, come tante volte abbiamo visto da altri inquirenti in Italia. Ecco, avremmo potuto vedere, e soprattutto le persone tramite le TV locali, i giornali, le fotografie, sia come era vestita, e soprattutto le persone qua di San Giovanni, del nostro rione, avrebbero avuto memoria subito di aver incontrato quella persona. 6 mesi dopo non è servito più nulla. Io già quel pomeriggio chiamo la Croce Rossa, chiamo l'ospedale per chiedere se c'è qualche notizia di questa signora. Ho sempre avuto la persona in casa che è remato contro, quindi a un dato momento io parlo anche con la sala operativa, ci sono comunque i riscontri telefonici, mando questa mail all'UPG, e quello che mi ha sempre stupito è che quando verso le 10 di sera arriviamo con Sebastiano a fare la denuncia che lui fa per allontanamento volontario, la carta lì non stava alle volanti, quindi io ho sempre detto che praticamente quella carta è finita in niente. Io avevo parlato con la sala operativa, che adesso manderò, perché quella mail ha anche tanto di foto, in modo che se le volanti uscivano e magari vedevano una persona che un momentino... Tu alleghi a questa mail delle foto recenti di Liliana? Sì, fatte all'8 dicembre, quando ci siamo ritrovati per la festa a casa di Laura. Il discorso della fede è incredibile, Sebastiano propone 290 versioni differenti, un vero e proprio delirio. Io credo che siamo alla 6ª, 7ª versione. Bene, allora io lo confermo, ho già detto pubblicamente, che io con Sebastiano nel cassetto di Liliana non ho trovato nessuna fede, né nella scatoletta, né nella bustina, né gli ori, né niente, perché tutto era, non lo so la fede perché io non cercavo la fede, logicamente perché non sapevamo neanche dove era Liliana, era tutto nel portagioie sopra il comò. E l'ultima cosa che volevo sottolineare è che Sebastiano adesso, tra vuoti di memoria, lapsus o l'età, non lo so, comunque insieme abbiamo trovato un quaderno rubrica
dove ci sono scritti tutti i codici bancari, non so di che conto perché non è che e tutti i nomi che lei aveva trascritto, penso delle persone che conosceva, soprattutto quello che probabilmente, visto che lui non tocca niente da 2 anni, probabilmente l'agenda sarà ancora là. C'è grande soddisfazione per questa nuova autopsia, tutti contenti tranne una persona. Sebastiano chiedeva la cremazione della moglie. Tutti contenti tranne una persona. Anzi, ha ribadito ultimamente che lui attende che facciano appunto questi ulteriori esami per dopo poterla cremare. Questo è quello che lui ha detto ieri, l'altro ieri, in altre trasmissioni. Per me questa riesumazione è atroce perché comunque dopo 2 anni questo corpo cosa può dire? I familiari di Lilli non credono assolutamente alle tue parole. Ma questi sono affari loro, io per carità è 1 anno e mezzo che comunque vengo accusato di essere l'assassino e mio figlio è il complice. Per carità, io non ho niente da nascondere, cioè quello che mi devo preoccupare è quello che dirà la procura, non certamente quei parenti o amici o pseudo. 2 anni di contraddizioni e di comportamenti un po' strani. C'è qualcosa che effettivamente tu ritieni di aver sbagliato, che ti rimproveri? Ma assolutamente no, perché comunque era drammatico per me. Io ho subito questo colpo veramente in maniera pazzesca perché la mia mente e il mio corpo hanno reagito, diciamo, pesantemente. Cioè io il primo mese ricordo poco e niente. Quando si dice una cosa bisogna provare quando si dice una cosa. Guarda, non voglio neanche nominare questo signore, per carità. Ha fatto del male soprattutto a Liliana, perché ho chiesto tante volte di lasciarla riposare in pace. Tutte queste cose che sta dicendo non sono belle cose. Quello che dice Claudio ha trovato riscontro, perché per esempio io non capisco perché non bisogna credere a Claudio quando dice che nella telefonata delle 8:22 Liliana gli avrebbe detto che andava alla Wind di via Battisti. Ha avuto un riscontro questo, il racconto di Claudio, perché la macchina di Claudio viene poi individuata dalle telecamere, dalle indagini successivamente, davanti alla Wind di via Battisti, dove lui è andato a cercare Liliana. Quindi, e voglio dire una cosa, astrattamente quella mattina Sebastiano e Liliana per 2 volte sono nello stesso luogo. Perché alle 8:22, quando Liliana fa la telefonata a Claudio, alle 8:16, quindi precedentemente, la macchina di Sebastiano viene individuata da un sistema di rilevazione targhe in quella zona, quindi via dei Marchesetti, angolo via Forlanini, che è nei pressi dell'abitazione. Alle 8:24 le sue celle agganciano via San Pelagio, via dei Marchesetti, che sono le stesse celle che agganciano il cellulare di Liliana. Dopodiché, quando Liliana va in via Battisti, e non abbiamo motivo di non credere a questo, le celle del cellulare di Sebastiano agganciano alle 9:04 via Carducci. Quindi è il secondo momento di quella mattina in cui queste due persone sono nello stesso luogo, perché via Carducci è praticamente all'angolo di via Battisti. Dopodiché Sebastiano dice da lì di essere andato alla galleria di via Rossoni, alla pescheria della galleria Rossoni in Corso Italia, ma in realtà abbiamo una SIT della commessa che lavorava lì in quella pescheria che nega di aver visto Sebastiano quella mattina, anzi dice che quando arriva lei alle 7:50 i coltelli erano già affilati e i coltelli da restituire per l'affilatura erano già stati prelevati, per cui Sebastiano è andato il giorno precedente. Questi 32 anni vissuti con Liliana sono stati, io penso, le cose più belle che un uomo può avere dalla sua donna, dalla sua anima. Sono cose che nessuno mi potrà portare via. Io ho vissuto con Liliana una storia, una vita d'amore altissima, grandissima. Nella gioia e nel dolore, capisci? Abbiamo passato momenti difficili per tanti motivi. Soprattutto quando è morta mia figlia, quando è morta la mamma di Liliana. Lui potrà avere in parte ragione, ma
e tutto l'idillio di cui lui parla è finito molti anni fa, anziché l'altro ieri come intende dire. Se fosse appena un poco più onesto potrebbe confermare che l'amore di cui tanto parla fra lui e Lily è finito, ma probabilmente più di 5 anni fa, comunque diversi. Lui ha vissuto attaccato a Liliana, giustamente, ma io l'ho dichiarato più volte in polizia, con Lily non mi sono mai perso di vista nella vita. Questo vuol dire che saltuariamente, come che si vuole, ma noi ci trovavamo a prendere un caffè a farci gli auguri per i rispettivi compleanni, per le feste, eccetera, da 40 anni ininterrottamente o quasi. Sono convinto che a Liliana in questo momento le faccio un piacere enorme, perché lei aspettava questo momento di poter dire ai parenti tutti e a tutte le amiche della nostra relazione. Lo avremmo fatto sicurissimamente dopo il 20 di dicembre. Lei era proprio gongolava. Sergio, tu avevi qualche idea di questa relazione con Claudio? No, per essere sincero non sapevo. No, nessuno lo Che sapeva, sapevo- probabilmente. Sapevi che il matrimonio tra Sebastiano e Liliana fosse in crisi? Io ho capito l'estate prima proprio che lei sparisse che qualcosa stava cambiando. Da quando mi ha detto, le ho chiesto cosa fate per le vacanze, andiamo nuovamente in Grecia. Ho detto, beh, va bene, ma sono stufa, non vado più, questa è l'ultima volta. Ho detto, boh, ancora sto tempo e via. Sì, per fortuna è solo una settimana. Ecco, questo mi ricordo bene, ha detto questo. Premettendo che una donna di 63 anni non ha bisogno di andare in piazza o raccontarlo a qualcuno che sta per lasciare il marito prima ancora di averlo fatto, però magari cambia idea, che fa. E poi volevo dire una cosa, siccome la Laura non sta bene, non è qui con noi, Laura e Pino, di Gonars, Laura ha riferito che non mi ricordo l'anno, per adesso non mi ricordo, Sebastiano aveva telefonato a loro che erano in montagna chiedendo possiamo venire qualche giorno su da te perché siamo in crisi. E questo è verbalizzato, contestato, è riferito e nei video, quindi non stiamo dicendo cavolate o cose dell'ultimo momento. Gli inquirenti hanno tutte le nostre chiamate, telefonate, WhatsApp compresi. Io ho preso in considerazione esclusivamente l'ultimo mese. Dal 1 dicembre al 14 dicembre, in 14 giorni, noi ci siamo sentiti in 7 giornate, perché le altre 7 erano via da Trieste ed era la prima fine settimana e la seconda fine settimana di dicembre. L'8 erano a San Lorenzo Isontino ed è il 7° giorno di mancato contatto tra di noi. E negli altri 7 giorni ci siamo contattati, al di là dei WhatsApp che non compaiono, parliamo di telefonate solo, 17 volte in tutto, 17 volte. Di queste 17 volte 14 lei ha chiamato me e 3 io ho chiamato lei. Allora, il marito ha detto che la terrorizzavo per telefono, uno deve essere idiota a telefonare a uno per farsi terrorizzare da lui. Mi sembra una cosa talmente fuori logica, parliamo di logica. Io ti telefono perché tu dopo mi terrorizzi, non vedo l'ora di farmi terrorizzare da te per telefono. Non era agitata per niente, quell'ultima telefonata è seguita da un messaggio 4 o 5 ore dopo, dalla sauna dove erano, e il messaggio testualmente dice in relax pensando a domani. Cos'è che vuol dire? Lei mi ha mandato un SMS WhatsApp, sono in relax pensando a domani. Domani era martedì. Stesso Liliana che ci dice che questo rapporto era in crisi e ce lo dice la scienza, ce lo dice la consulenza informatica, perché ci dice che Liliana stava cercando come divorziare, per cui un matrimonio felice, è chiaro che se è un matrimonio felice non si cerca come divorziare senza avvocato, come divorziare in tempi brevi. E poi, ritornando alle telefonate e ai messaggi tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovic, c'è sempre la consulenza informatica che ce lo dice. In un arco temporale, mi sembra da settembre a dicembre, c'è stato uno scambio di telefonate, adesso il lasso temporale non lo ricordo bene, però la consulenza informatica ce lo dice, che c'è stato uno scambio di telefonate di 1100 telefonate tra Claudio e Liliana e 600 telefonate tra Sebastiano e Liliana, oltre a tantissimi scambi di messaggi che inequivocabilmente ci dicono che c'era una storia importante tra Liliana e Claudio Sterpin.
Tutto confermato proprio dai tabulati e della consulenza informatica, non è che sono cose che abbiamo inventato, è tutto confermato. Non c'è una risposta, non c'è un qualcosa che può venire fuori. Finora, dopo 2 anni, non c'è niente. E allora il dolore cresce perché mi dico, ma com'è possibile? Sì, certo, un po' di sofferenza l'ho notata, queste cose qua, però lei soffriva di osteoporosi e stava veramente molto male e soffriva molto di questo. Io tutte queste cose che sono successe negli ultimi giorni, negli ultimi periodi con Liliana, ho attribuito questo suo stato d'animo a questa malattia. Io ho ancora gente che mi ferma, mi dice guardi, io ero sicuro che lei avesse fatto qualcosa a Liliana, però col tempo ho capito che lei è una brava persona. C'è gente che mi ferma, qualcuno mi vuole abbracciare, qualcuno mi dà la mano. Comunque io continuo a essere sereno, tranquillo, non ho niente da nascondere a nessuno e ho la coscienza dentro di me che mi dice che purtroppo Liliana non c'è più. Aspettiamo. Il fatto dell'osteoporosi che dice che lei soffriva, io non credo, anche perché il medico di Liliana non aveva mai detto che lei soffrisse di osteoporosi. Io so che lei prendeva degli integratori come anche mia moglie, ma non che appunto si lamentava a sto male a causa dell'osteoporosi. Non esiste, è un'altra cosa che ha inventato. Che ultimamente fosse così insoddisfatta e non stava bene, secondo me perché lei ha scoperto che era controllata dal marito. Io ho sentito personalmente il medico di Liliana, sono andato presso il suo studio e mi ha detto che Liliana non aveva assolutamente problematiche di salute, anzi la definisce una tranquillona, una donna sempre molto curata, molto attenta alla sua salute, non mi ha mai parlato di osteoporosi. Claudio, tu l'hai mai sentita gridare per il dolore causato da questo problema? No, senz'altro, ha ragione. No, assolutamente no. Ma poi scusate, l'osteoporosi non provoca dolori. E poi se così fosse, non avrebbe fatto tutti quei chilometri in bicicletta. Uno che sta male, come dice lui, male, malissimo, ha dolori, va in bicicletta tutti i weekend, va a camminare in città tutti i giorni. Ma fatemi una cortesia, non sta né in cielo né in terra. E poi c'è una cosa che vorrei dire, non è vero che lui dice che non si è suicidata. Se ben ricordate, 2 giorni dopo la scomparsa, sto parlando di scomparsa, è andato dagli amici a dire Liliana si è suicidata, ha regalato biciclette, macchine fotografiche, usciva da casa con borse e borse di roba dicendo che le portava la Caritas. Ed è per questo che io ho insistito che Sergio venisse su quel giorno, per prendersi i ricordi di sua sorella, i quadri, i diplomi. Lui ci ha aperto la cara, ci ha chiesto lui di andare su. Il giorno della scomparsa di Liliana, del 14 dicembre, credo fossero state le ore 18, ho ricevuto una telefonata da Sebastiano attraverso il cellulare di Liliana. Nell'occasione Sebastiano mi ha detto che Liliana era scomparsa, chiedendomi se l'avessi vista e che mi aveva chiamato sapendo che io e Liliana ci vedevamo ogni tanto. Io gli avevo risposto che era da parecchio tempo che non ci vedevamo. Ricordo poi di averlo chiamato nei giorni successivi per chiedere se avesse novità e gli avevo anche chiesto se aveva controllato se mancasse qualcosa da casa e lui mi aveva risposto di no e che mancava solo la carta di credito. Mi aveva anche detto che Liliana aveva lasciato il portafoglio a casa e non aveva soldi con sé. Sono quasi sicura del portafoglio, invece sono sicurissima che mi avesse detto che non aveva soldi con sé. Anche perché lui dice di non aver mai controllato
nella borsa della moglie. E tra l'altro il 18 dicembre Sergio è in casa e gli chiede: hai controllato tutto nella borsa di tua moglie, nei cassetti, se ci sono i suoi effetti personali, se c'è roba di tua moglie che ci può essere utile? Lui ha detto sì, ho controllato, non c'è nulla. Il fratello Sergio fa delle foto che ha consegnato in procura, che sono geolocalizzate, quindi il 18 dicembre nel pomeriggio lui fa questo. Poi il 23 dicembre viene fatto un sopralluogo dove gli investigatori rinvengono all'interno di quella borsa, che è nella foto ripresa da Sergio, rinvengono tutti gli effetti personali della moglie. Una delle prime ipotesi che feci a gennaio 2022 fu delitto commissionato. Di un mandante? Ma adesso io penso anche a questo. Cioè io mi chiedo come mai sino adesso, appena adesso tutti ascoltano anche me e i parenti, gli amici, mentre prima avevamo tutti contro. Si ascoltava solo quello che diceva il signor Visentini e quello che diceva lui era oro. E invece non è così, perché adesso che abbiamo tutto il faldone, come è chiamato, e abbiamo dei riscontri proprio oggettivi. Il cellulare è spento quella mattina. Quindi... Come mai lui dice all'altro giornalista, di chi l'ha visto, io ho un alibi perfetto? Ma chi gli ha chiesto l'alibi? Ma per cosa? Per 3 ore il cellulare di Sebastiano risulta spento. Lui dice che non prende lì dentro, in realtà poi nel pomeriggio Sebastiano ci ritorna nel suo magazzino dalle 15:15 alle 15:45 e il suo cellulare ha traffico telefonico. Lui è venuto da me 2 giorni dopo e mi ha detto, cioè dalla scomparsa, e mi ha detto abbiamo fatto colazione insieme, Liliana ha bevuto un tè. Ma che colazione avete fatto? Gli ho chiesto. E poi mi ha detto: io sono uscito, sono tornato a casa, per farla breve, sono tornato a casa alle 10:30, ho lasciato la macchina. Lasciato la macchina, quindi non ha citato il giro delle pescherie? No, a me almeno in quel momento non l'ha detto. Ho lasciato l'auto a casa, ho preso la bici e sono andato giù in magazzino. Poi all'1:30 sono tornato a casa, ho pranzato, ho ripreso l'auto e sono tornato in città. E tra l'altro ha detto che ha trovato la luce accesa. Lei veniva da me soprattutto l'ultimo mese, perciò gli ultimi 2 martedì si è fermata a casa mia 6 ore. Non può stirare 6 ore, avrà stirato mezz'ora. Dico, avremmo fatto qualcos'altro negli altri 5 ore e mezza? Un'altra cosa importante della quale io ho già chiesto a Sebastiano spiegazione: come mai lei, Liliana, il giorno 5 di gennaio è stata trovata qua in questo boschetto intatta con addosso sacchetti bianchi e cordino, soprattutto cordino proveniente da casa sua. Oltre al fatto che la sua borsetta è tornata a casa. Lei è uscita con la borsetta con documenti e tutto, e la borsetta con documenti e tutto è tornata a casa, perché quella che aveva qua purtroppo era vuota. Va via da casa senza niente, neanche un soldo, un documento. Speriamo nel contempo rifacciano i punti che ha richiesto il giudice, non il magistrato o gli investigatori, da rifare. Che deve essere sviluppate anche tante curiosità. Diciamo curiosità. Non siamo stati noi a chiedere a Sebastiano di andare a casa a prendere le cose di Liliana, perché lui ha detto: se non venite do tutto alla Caritas. Sergio non ci voleva neanche andare, l'ho convinto io, perché gli ho detto: guarda, è la tua unica possibilità per prenderti i ricordi di tua sorella. E per quanto riguarda l'orologio, è ancora nelle mani di Sebastiano. Nuova autopsia. Poteva essere fatta molto prima, ma meglio tardi che mai, e speriamo che, appunto, come già detto, emerga almeno qualcosa, perché noi vorremmo sapere, soprattutto noi, come, quando, dove, perché, appunto, che poi lo hanno abbracciato anche altri questo detto, ma io l'ho detto quasi 2 anni fa. Lei non può essersi suicidata, motivo per il quale chi l'ha portata qua ha portato già bello pronto, impaccato, un cadavere, probabilmente tenuto da qualche parte per una ventina di giorni, e io ho già chiesto, soprattutto, visto che se Liliana non si è suicidata, la cosa più strana è che aveva attorno al collo un pezzo di spago che proveniva dal suo cassetto.
La vostra era una relazione al momento segreta. Io non l'ho detto a nessuno, ma eravamo pronti a farlo esattamente il giorno 20 di dicembre, quando tornavamo dal nostro weekend programmato, e avremmo detto al mondo quelle che erano non solo le nostre intenzioni, ma il nostro recente passato. Cioè, uno che si comporta così non può mettere sul piccolo o sul giornale locale: guarda che io e lei... Ovviamente Liliana, avendo un marito, avrebbe dovuto essere pazza per cominciare a raccontare questo segreto in giro, anche perché se non l'aveva detto a Sebastiano l'avrebbe poi saputo sicuramente da qualcun altro. Motivo di più per nascondere quello che faceva, è chiaro. Fino a quando questo non fosse stato lampante. Lei aveva intenzione di dire tutto al marito almeno il giorno 16. Sono convintissimo che lei deve averle detto qualcosa, anche più di un qualcosa, che purtroppo fra queste tante cose a me diceva che non voleva lasciarlo in braghe di tela. Hai mai avuto l'impressione di essere seguito da Sebastiano? Sì, nell'ultimissimo periodo, cioè io posso dire potrà essere stato verso metà novembre circa, lei veniva a casa mia, come dicevamo, tutti i martedì. Ecco, nelle ultime 2 settimane, i 2 martedì sono coincisi con la sua presenza in casa mia per 6 ore. 6 ore consecutive del martedì, il primo martedì del mese di dicembre, e altre 6 ore il successivo. In uno di questi martedì, quando si pranzava assieme, andavamo assieme al cimitero, perché abbiamo, come già si sa, le tombe dei rispettivi genitori vicinissime, la portavo a San Giacomo, che è un rione centrale della città di Trieste, dove aveva appuntamento con le sue amiche e colleghe, e lei sulla via dell'Istria, che è una delle vie principali di Trieste, che porta verso l'Istria appunto, e mi ha detto: ecco, adesso è passato Sebastiano. E io guardavo il traffico e non la strada con chi incrocio, lei invece lo ha visto benissimo. Infatti nel specchietto retrovisore lui era ormai passato, ci ha incrociato, e l'ho visto una 50 di metri dietro noi che se ne andava giù per via Ponziana. Era anzi è stata l'unica volta che io ho percepito di essere seguito da lui, ma lui seguiva lei, non io, è chiaro. E lui si è accorto? Io dico di sì, non solo, io sono relativamente convinto che lei gliene ha parlato, anche non poco tempo prima, almeno alcuni mesi. Lui sapeva della nostra, non dico relazione, ma della nostra vicinanza. La relazione vera e propria è iniziata a settembre-ottobre, e in 2 mesi noi abbiamo deciso di voltare pagina nel reciproco futuro. Questo è sicuro, come la morte mia, la sua è già avvenuta, e non è escluso che con questo si sia scavata la fossa, poveraccia. Lei non voleva lasciare il marito in braghe di tela, e per questo è finita in un cappotto di legno, l'ho già detto e lo ripeto. Quando dovevamo andare all'agenzia delle pompe funebri è venuto Sebastiano a casa mia per metterci d'accordo a che ora incontrarci. Sergio non ci voleva andare. Io ho insistito per 2 giorni di seguito dicendo: Sergio, devi venire anche tu perché è tua sorella. Hai diritto di decidere anche tu come vuoi questo funerale. E in più gli ho detto: approfitta del fatto che ci hai invitato a casa sua, così ti prendi via le cose che hanno un valore sentimentale per te di Liliana. L'ho convinto, abbiamo fatto all'agenzia funebre quello che dovevamo fare e siamo andati a casa sua. Io dovevo cercare qualcosa per vestirla perché ancora non sapevamo che la bara sarebbe stata chiusa, e io volevo metterle quel vestito azzurro che aveva il giorno del matrimonio, quindi lo stavamo cercando perché era un vestito estivo. Io non sapevo dove teneva Liliana e le cose estive, eravamo d'inverno. Io e Gabriella stavamo cercando questo, poi cercavamo le scarpe e non abbiamo trovato due scatole di scarponcini vuote, dopodiché cerchiamo le cose intime. Siccome almeno io, tengo le cose intime nel cassetto del comodino, mia figlia, per aiutarci, ha aperto questo famoso cassetto, ma non era quello di Liliana, secondo Sebastiano. Quello che sapevamo noi è che Liliana dormiva da quella parte, poi chissà perché è cambiata. Mia figlia apre il cassetto
In quel momento arriva Sebastiano, perché era indaffarato con le televisioni, che ha chiamato lui. Noi siamo arrivati su, non sapevamo, mia figlia apre, vede che c'è l'oro, non lo tocca, arriva Sebastiano e comincia a sbraitare. No, quello è il mio cassetto, quello non si tocca. Mia figlia gli chiede scusa e aggiunge: se non volevi che aprissimo questo cassetto o altro, potevi stare qui con noi invece di andare giù a parlare con i giornalisti. Questo è successo. Quindi le cose sono rimaste tutte in quel cassetto. Io avevo preso un foulard di Liliana perché ho detto me lo metto intorno al collo così lei sarà sempre con me. Guardi, me lo sono anche dimenticata. Noi in quella casa non ci siamo più entrati. Chiaro? Sebastiano nei video in TV andava via di casa con le borse piene e io gli ho detto a Sergio, prima che dia tutta la roba, bicicletta eccetera eccetera eccetera, gli ho detto vai, approfitta di questo invito. No, lui dà via tutto e a te non rimane niente. Questo è successo. Sul corpo di Liliana non ci sarebbero segni riconducibili a una prigionia forzata. Non serve essere legati mani e piedi per non poter fuggire da un posto dove sei segregata, visto che non ha questi segni, però un fattore psicologico può essere accaduto, cioè come del tipo se non stai buona qua, se ti metti a gridare io faccio del male a uno dei tuoi affetti. Cioè, non è niente di tragico, cioè è tragico per quello che è successo, però non è impossibile. E se noi non fossimo convinti che non si è suicidata, non saremmo qui 2 anni a fare interviste, anche se le abbiamo fatto in 3 occasioni. Stavolta forse Silvia, sarà scritto nero su bianco. È morta suicida, bene, dateci le prove. Non è morta suicida, bene, dateci le prove. Questo abbiamo chiesto 2 anni fa. Questa è la nostra ultima speranza per metterci il cuore in pace, perché noi non ce l'abbiamo con nessuno, non accusiamo nessuno. Abbiamo solo fatto notare delle discrepanze. No, ok? Sono gli inquirenti che devono vedere se queste discrepanze hanno un valore probatorio, hanno un valore di indagine o meno. Non siamo noi più di riportare e le assicuro che noi stiamo 2 anni che diciamo sempre le stesse cose, non cambiamo una virgola. Quindi io mi aspetto ancora che gli inquirenti mi chiamino per parlare dell'orario che ha dato a me. Io sono contenta di sentire che parlate di Liliana in questa forma per quanto riguarda il carattere. Io riconosco Liliana nel momento in cui lei aveva un pensiero per tutti, compreso suo marito dal quale evidentemente si voleva separare. Lei aveva un carattere fatto così perché mi ricordo anche a scuola era così, eravamo piccole e il suo carattere, bisogna riconoscere alle persone quel tipo di carattere. Lei avrebbe pensato per tutti, avrebbe anche deciso l'ultimo minuto, soprattutto lei si sarebbe organizzata, come sono convinta che si è organizzata, per dopo costruire una vita futura. Molti continuano a dire: ma come mai non è andata in piazza a raccontare a tutti che avesse un amante? Il suo stile, ma lei non si sarebbe mai uccisa, perché lei non pensava mai di uccidersi, era completamente contro il suicidio. Ma aveva 63 anni, ma cosa doveva fare? Andare in piazza? Liliana ha sistemato problemi grossi in famiglia. E dopo ce lo raccontava perché non voleva coinvolgere nessuno. Non voleva dare preoccupazioni a nessuno fuori dalla famiglia o per il resto della famiglia. Lei prima sistemava e poi raccontava e avrebbe fatto questo anche questa volta. Ne sono più che sicura. Oltretutto a me non poteva venirlo a dire perché io nel 94 le ho chiesto: Liliana, sei sicuro che vuoi stare con questo uomo? Guarda che tua mamma, la zia, tuo fratello, tuo papà non sono troppo convinti, ma se tu lo vuoi, noi siamo con te. E quindi lei poteva venire dopo 30 anni a dirmi: avevi ragione, lo sto lasciando? Ancora prima di farlo? Io credo proprio di no, nessuna persona normale lo avrebbe fatto. Lei avrebbe sistemato le cose e poi ce l'avrebbe detto. Pensare che è stata depositata qua come se fosse immondizia. Lei non ha chiesto aiuto a nessuno, purtroppo. Questo ci fa male. Almeno un paio di settimane io ho portato la mia rosa là.
e ho continuato a farlo fino adesso, che di martedì ne saranno passati, se non ero, 75. Ma perché lei trovava la rosa a casa mia sul tavolo quando veniva i martedì. Non ho pensato che potesse essere morta, mai più, mai più. Ho telefonato a Sebastiano, l'ho pregato di venire a cercarla con me. Muta, non è normale. Io gli avevo chiesto di cercare sua moglie. Non ce l'hanno fatta vedere perché sono partiti già con un suicidio e quando l'hanno ritrovata hanno fatto di tutto per confermare il suicidio. Non esiste suicidio nella vita di Liliana, chiariamocelo. Come ha fatto a venire qua da sola? Senza rovinarsi i giubbotti, i pantaloni, sporcarsi le scarpe. Non è possibile. 2 volte l'hanno uccisa. La prima volta è morta, la seconda volta la suicidano. Lei aveva segni perché sono colpi o pugni o schiaffi o comunque duri. Se ci dite che è suicidio, dimostratecelo. Ma se non è suicidio, bisogna andare avanti. Se c'erano le coltellate, era omicidio? Ma ci sono i sacchetti in testa, non è più omicidio. Perché? Qual è la differenza? Noi siamo qua perché vogliamo la verità, perché vogliamo sapere quando è morta, come è morta, perché è morta. E Sebastiano non c'è? Ah, bisogna chiederlo a lui. Perché lui ha detto che in questo spisciatoio, letteralmente, lui non ci verrà mai. E Sebastiano non c'è? No, e chi ha mai parlato con lui? Si è autoescluso. E io non so se lo vuole immaginare o meno, ma il fatto è che Liliana è stata trovata qui, che lui lo voglia o non lo voglia. Liliana è stata trovata qui. Chi ce l'ha portata? Lei da sola non c'è arrivata. Lui avrebbe dovuto essere qua, a cercare, a spingere, a gomitate per avere la verità. Sebastiano, perché non vuoi sapere la verità? Perché non vuoi giustizia per questa moglie, per questa donna, per quella persona con cui tu hai dormito per 32 anni? Siamo rimasti scioccati perché Liliana non si sarebbe mai uccisa. Conoscendola non aveva, e poi in quel momento non aveva motivo per farlo. Era una persona sana di mente e di corpo, si prospettava una nuova vita, con o senza Claudio, perché a me piace dire anche questo, magari era stanca del marito e voleva rifarsi una vita. Mi sembra che a 63 anni, con un lavoro di 42, uno ha diritto di fare gli ultimi anni in serenità, senza dover ogni volta la bicicletta, che poi lui dice che da lunedì al venerdì poteva fare quello che voleva. Liliana e Sebastiano insieme erano felici? Credo di no ultimamente, perché lei dava sempre anche segni di insofferenza. Non ultima la lite che hanno fatto alla cena. Si vede bene, alla cena precedente del 14 si vede bene perché lei ha la testa infilata nel piatto, e nonostante questo io considero una violenza quello che è stata fatta di filmare una persona che in quel momento magari soffre, mentre quando lei viene fotografata dal padrone di casa, lei fa vedere il volto tranquillamente, serenamente, è lampante che ce l'ha con lui, punto. Io tutta la mia storia fino al 20 gennaio con Sebastiano l'ho vissuta, diciamo, molto male, e qualche volta addirittura comica, direi, perché vedete, il giorno 5 io lo chiamo proprio perché sapevo che è arrivato là dalle televisioni e gli dico: come stai? Sì, dice, sono qua, adesso sto andando a cena e vado a cena con un mio amico. Vabbè, giustamente anche uno deve anche mangiare, anche se ti hanno appena detto che mi hanno ammazzato tua moglie, però ognuno ha le sue reazioni. Dopo cosa succede? Che alle 10 di sera, tutto in un colpo, il cortile nostro viene illuminato a giorno, arriva la polizia, arriva la Croce Rossa, lui chiama Salvo e gli dice: sai, sono venuti qua perché dopo quello che ho detto in TV mi vogliono fare una visita psichiatrica in ospedale. Lui aveva detto: come faccio a vivere senza di te? E logicamente Salvo gli dice: ma dopo quello che hai detto appunto in TV, una cosa così grave, logicamente un giornalista che l'aveva accompagnato a casa ha chiamato la Croce Rossa perché dice: sto qua magari fare un gesto in consulto. E lui dice: sapete cosa dice a Salvo? Ma io in certi momenti si dicono queste cose. Ma vi sembra che uno trova la moglie nei sacchi e dice in certi momenti si dicono certe cose? Ma vi rendete conto? Uno rimane, ma no, basito, ma neanche basito non si può dire.
Non si può dire, Bastiano. Per la verità non credo proprio a nessun dolore di Sebastiano, neanche se si pesta il callo. Cioè, proprio Sebastiano non sente dolore, e punto. Sì. Non ha avuto nessuna reazione emotiva a casa mia che potesse far pensare che è addolorato, che è dispiaciuto, che è disperato. Anzi, che bella casa che hai, ma che c'entrava? La stavamo ancora cercando. E dopo anche, perché quando è venuto a casa mia, un bravo attore, che vuoi che ti dica, non ha sentimenti. Io ho detto che è un inaffettivo e quindi si vede, no? In questi 2 anni abbiamo visto. Lui fa finta di piangere, tutto là. Oggi è il 5 gennaio, è una data per me tremenda che mi fa rivivere quello che è successo 2 anni fa. Io non auguro a nessuno di passare quei momenti in cui mi sono trovato sul posto dove hanno rivenuto Liliana. Ho visto i vigili del fuoco, la polizia, le luci. Ho chiesto di poter vedere il corpo di Liliana, per vedere se era lei. C'erano tutte queste troupe che facevano il loro lavoro e così abbiamo un po' parlato. Poi a un certo punto ho gridato: come posso vivere senza di te? Come posso vivere senza di te? Il pensiero della risurrezione del corpo di Liliana si aggiunge un altro dolore profondo. Cosa vogliono da questo corpo? Dopo 2 anni cosa è rimasto di lei? Però il pensiero che questo corpo potrà dare delle risposte, allora ben venga, perdonali, fanno il loro lavoro. Tutto questo sarà finito, chiederò il nulla osta per poter cremare il corpo di Liliana. Guarda, era quella che lei voleva. Io ho baciato una fotocopia e in quella foto c'era Liliana con il viso, adesso non mi ricordo quali delle 2 facce erano, e aveva degli ematomi. Io ho chiesto al poliziotto che era lì con noi, ho chiesto: ma scusi, ma è stata picchiata? Lui mi ha risposto: deve chiedere al magistrato. Poi abbiamo visto la mano sinistra, e vicino alla mano sinistra era disteso l'orologio rosa. Nei video che abbiamo visto ultimamente stanno cercando un orologio rosa. Ma chi gliel'ha detto che Liliana aveva l'orologio rosa? Nella foto della sera prima c'aveva l'orologio d'acciaio. Quindi lei alla mattina che fa? Va a cercare nel cassetto l'orologio rosa e va via con quello? Sì, per andarsi a suicidare, non lo so. Voleva vedere a che ora suicidarsi. E poi quella borsetta era vuota, non c'erano cose di Liliana. Occhiali, portaocchiali, portafoglio, le caramelle, non c'era niente. Tutta una messa in scena? Sì, senz'altro, io l'ho detto 1000 volte ormai, quella, cioè la sua deposizione qua in questo posto dove adesso noi ci troviamo, è stata una enorme messa in scena. E io ho già chiesto la cosa più importante in assoluto, se lei non è morta suicida, e vuol dire che è stata uccisa. È stata portata qua la notte tra il 4 e il 5 di gennaio, perché se era qui da prima era molto più rovinata e piena di insetti di quelle 4 formiche che invece aveva addosso. E la cosa fondamentale, secondo me, secondo noi, è lei è stata avvolta, legata, i sacchetti bianchi erano legati con un cordino che veniva da casa sua. Quel cordino è apparso 22 giorni dopo la sua uscita da casa. Se l'è portata in tasca? Questo corpo viene ritrovato il 2, il 3, come dicono, eccetera. Allora, intanto per me continuo a dire che anche il 2 e il 3 comunque rimane un omicidio, perché lei ha sempre la scarpa pulita, comunque non ha graffi, soprattutto i vestiti, anche oltre che i sacchi che non hanno le impronte, sono puliti. Scusate che vi dico, e tutti ormai lo sappiamo, quando un corpo muore purtroppo lascia. Lei era pulita. Come può essere un corpo pulito il giorno 2 che muore? Secondo me è successo che hanno litigato e lei ha preso questo colpo, ha sbattuto la testa e là è rimasta tramortita. Lei avrà cercato anche, penso, di difendersi, avrà preso altri colpi involontariamente, poi lei è morta. Sebastiano come si è comportato? Non mi ha mai detto la verità, non ha chiamato neanche i soccorsi e cosa ha fatto? Secondo me, questa è una mia idea, le avrà coperta con i sacchetti la testa per non sporcare la macchina di sangue
e l'ha portata via, e dopo non so. Morta il 14 dicembre. Questo io sono sicuro che sia morta quel giorno. E dove è stata? È stata nascosta da qualche parte, se non congelata, raffreddata. E mi chiedo ancora, come mai è stato fatto ritrovare il corpo di mia sorella? Perché dove è stata trovata la spingevano ancora a mezzo metro, andava in un burrone e non la trovavano più. E qua mi viene in mente Sebastiano. Adesso ha trovato il corpo, lui avrebbe dovuto aspettare 10 anni per avere la reversibilità della pensione e anche appunto i soldi che mia sorella aveva in banca come conto corrente. Viene in automatico a pensare così, tutti pensano così. Parlo anche dei miei ex colleghi, amici, gente per strada, vado a fare la spesa e mi dicono il marito è lui, è veramente lui. Tutti sono sicuri. Sebastiano, spero che tu dica la verità, che abbia almeno un briciolo di dignità ancora. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.